È stato il lavoro della mia rinascita, lo definisco così perché ho avuto 4 anni di buio artistico. Mi sono esercitata in immagini che non mi appartenevano, in qualche modo mi sono incartata là, è come se mi fossi persa in un bosco e poi in un bosco mi ritrovo, quindi c'è sempre la circolarità degli eventi. Diciamo che le immagini mi visitano e poi cerco gli oggetti, e qua ne abbiamo veramente una caterva, gli oggetti che in qualche modo possono riprodurre la mia immagine, e quindi non è un'immagine che nasce in post-produzione, ma è un'immagine che nasce in pre-produzione. È veramente una cosa empatica, ma anche di ricerca simbolica di qualcosa. Non c'è un oggetto in scena messo a caso, tutto ha un proprio simbolo. E quindi c'è proprio un rapporto empatico con l'oggetto. Quell'oggetto mi rappresenta perché fa parte proprio del mio immaginario e della mia visione. Quell'oggetto custodisce in qualche modo il simbolico che mi abita, però l'immagine in se stessa la trovavo statica e che non mi rappresentasse del tutto. Infatti in questa mostra, chiamerei un po' interattiva, c'è la voce, ho voluto quasi portare le persone all'interno dei miei set, cioè perché comunque non si discostano di tanto da quello che io produco. Io in qualche modo cerco luoghi psichici che mi rappresentano e che rappresentano le mie ossessioni, le mie nevrosi, le mie ipocondrie, ma anche la mia necessità di amare, la mia necessità di sconfinare, di debordare, no? E sono luoghi proprio dell'anima. E l'acqua per me è un luogo dell'anima, e quindi vado alla ricerca anche di quell'elemento che può indossare la mia modella. Perciò la natura, il rapporto con la natura per me è un rapporto fondamentale, cioè, perché comunque al di là di tutto è il luogo dove la mia immaginazione più profonda prende forma.